Due che senti de bel? Chi siamo al Calvario su Radom. Dom che l'è in provincia di? Adesso a Verbagno Cusossola, Ecco. prima a Nuara. Lui è de Dom proprio, Sì. a Stali de Ca, l'è nasciuto a Dom. Sì. Poi di Nasù e cresciuto ecco, i sorgenti in de Dom, de Dom. Ho conosciuto Dumà la nonna dal Calvario. Perché il nonno è morto quando mi avevi 20 anni. Botagna. No, 6 anni. Mi sono laureato in ingegneria elettrotecnica e mi occupo da impianti idroelettrici, centrali idroelettriche, turbine. Ecco, com'è che sapudaria di del suo dialetto? Se lui cavareste... Centrali idroelettriche. Ecco, ecco. E sei in pienchi da centrali Sì, idroelettriche. allora, che mestiere facevi in i sorgenti? Allora, il mio pao aveva un negozio di frutta e verdura sul viale della stazione, Chi a Dom? a Dom. Poi dopo lei è lavorando alla Sisma, che è una, adesso che la dia più, una società metallurgica. Che fanno il ferro, i tondite, i volumi, i vite, eccetera. E due che la resta che la A dite? Villa d'Ossola. Villa d'Ossola, sai perché? Ecco, La sua mamma invece? La mamma era nasata in Capero. Sì. La camisa che gusti da me è ancora della mia mamma. Poi c'è Oh, che bello. È sutta, Queste chi come si chiamano? Urec, E Dumavina? Nuregia, Se dici du urec Durec, o quel bel fresc che fa la vacca che sapeva, Ullac, quella roba che qua te la ca, il Tec, il tec, mi lo bevu, mi lo bevo, mi lo mangia, mi lo mangia, mi al savevi. anche a me sapevi. Mi sapevi già mo'. Mi savevi già, disigiamo gli altri. Chi a Dom? Mi al savevi no. Mi sapevi mia. E la sua mamma cos'è che la cucinava? O la sua nonna anche? Un piatto che piaceva tantissimo a lui. Un risotto all'ospedale. Oh, è là che... Perché una volta chi all'ospedale a San Biagio mangiava benissimo. Perché Perché ieri erano i cuisine. Gli favano da mangiare Era tutto il l'ospedale, professionista. tutto. Cioè, Adesso arriva già a preparare quella roba lì. E il risotto all'ospedale era mostoso, era buono, era ecco. Il risotto all'ospedale si chiamava anche a casa nostra un risotto all'ospedale. e allora adesso mi ha chiuso sulla ricetta che vi rifà la camisa. No, me ne ricordi mia. Allora, mia adesso fa la fisioterapista, Ecco, è la giusta IOS, ecco. ok? E invece una volta facevi la biologa, Sì. studiavi gli insetti, sì, zanzar, La faceva ricerca universitaria. facevi la ricerca all'università e anche per la provincia, Te capì? sì, per la provincia da Nuara, Che minga di che chi sem ha Dom, Sema Dom, in provincia di? provincia da Verbagna adesso. Perché mi lavoravi per l'università da Pavia, Effettivamente. che gava l'aur da parte della provincia da Nuara. Proprio fuori, tutto fuori. Era mia tutto niente chi. E quel che fa adesso che piace più sé che fa la ricerca dura o che piace No, più ma sé fa piace giusto più la ricerca, vabbè, è come un'altra roba, è proprio un'altra roba. Però la urca faghi le belle. Mi l'ho vista, mi l'ho mangiato. L'ho bevuto, A me mi piace Laura. ma piace Laura. A me piace Laura. Sì, io stessa. Di tutte maniere ti confermet che ti sei nasciuto da chi a Dom Dio buon? e te domandi gentilmente se te capito il scosso di quel che ho di me. Sì, ho capito tutto. Ecco, che è una quei parola che te minga capì, No, una quei frasi che te minga no, ho capito tutto. Te Ti te capì? Mio capì tu scosso. Ok, Basta, grazie. grazie a te. Perché mi il vescovo da Novara, una volta venne parlo dialetto insieme, e capì lui è da Brianza. Sì. E capivo bene, infatti era sorpreso anche lui da questa cosa. Ah, questo è interessante. Allora, lui ha avuto occasione di parlare insieme al vescovo di Nuara in dal suo dialetto. Sì, sì, sì. E il vescovo di Nuara rispondeva in dal suo... Rispondeva al suo, era uguale. Ma avevi fatto un discorso in tre articolati Sì, o sì, una... sì. Sì. Tanti volte sì. Cioè, di una consistenza, dici, la durata, compagna quella che sempre fanno adesso. Sì, 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 anche, sì. E lui tante volte anche in la predica. Sì. Sì, sì. Ah, il vescovo di Da quelle Nuara... parole sì. Per far capire pena Come si ai chiama? parrocchiani. Come si chiama il Monsignor vescovo? Franco Giulio Brambilla. E mi imprendo a capire che il vescovo di Nuara, ogni tanto che lei è Briançeux, d'origine Briançeux, Penso sì, da Missaglia. da Missaglia, Sì. lei è vescovo di Nuara e quando che fa la predica a Nuara,
ogni tanto mette dentro una quelle parole, sì. una quelle parole in del suo dialetto. Poi di sapere di cosa che parli o avevi occasione di parlare in del vostro dialetto con il vescovo di Nuara, però di che tipo? Più altro pastorale, proprio Ecco. pratica, sì. Ecco, che domani, lui l'ha capito scos di quel che ho di me? Sì, Che sta una quei parola che la mica capì? no, ho capito. Quei toc di un quei cosa. No, io capisco bene, sì. Ti piace andare a camminare in montagna? Ma mi piace andare come una montagna, dai me montagna dalla Vigez però soprattutto. Poi, Ecco, e te che parli insieme in del tuo dialetto, sì, insieme ai figli della tua età? ma chi a Dom no, però con Cassè Mazzenga parlo un dialetto, Ecco, cos'è che ti fede bello? che fa il rappresentante. Mi vado in albergo, in tul bar, un ristorante, cos'è vendi che- tu vai, Ecco quel che vuoi e dire. la carta igienica, il detersivo, tanti cose, piette, forcellini, chiglià, qualsiasi roba, no? Che con la zacca ai costo il mio cliente andrà mi dice guarda, Allora ti dice che ti rifornisce i ristoranti, i bar, fondamentalmente. quello è il mio mistero. Ecco, è anche un altro tipo, un altro genere di negozio o duma al ristorante e il bar? Ma in genere facciamo al ristorante, al bar, in sci, però dopo se ti che sei un soci e vedi un po' qualcosa, Ecco, poi non fatti di cose. Ecco, quindi comprate la camicia. Sì, Di secondo te da dove che arrivi? sì, da Milano, appena più sensi che Milano, mia proprio Milano, ma no. Se è vera che sono di Milano, cos'è che ti dici che mi sono di Milano? Perché se l'arte bocca è streng de manca. Che ti questa cosa? O l'eleganza. L'eleganza di via della sfiga. No, perché prima che sta un momento che ti dici, mio di una parola e ti dici, ma allora ti sei da Milano. Minga forse. E prima che mi dicevi Minga, ti avevi tu una tua idea Che avevi una tua idea, però mi ha proprio capito se le Milano, se le Novara o comunque sentivo che stava appena dalla bassa. Chi siamo a Dom? Ecco, però ti mi dicevi che ti sei no di chi? No, io sono da Trontan, Ecco, spiega un su po'. dalla Val. E ti avete a camminare in Valgranda, Mario? Una coi vuota. A camminare da un paio di anni fa. Mia tan, da boccia c'è a navi. Ecco, sono Però andato. adesso mia... Più sei che d'auta andava a pescare su per la Graia, in cima. Sì. Fin a toccare il Mergulós, dall'altra parte, perché in due fiumi. Ti con ti fio della tua età, ti parli in altro dialetto. No, No, assolutamente. Neanche in della Valle. Sì, qualcosa, ma proprio pena, proprio per do Sì. roba. Quindi, che cos'è che ti studi di preciso? Cerca di dire. La biologia, tutto quello che comporta la natura. Dunque ti puoi anche lavorare in un parco naturale. Sì, Con quante le becco quelle- il Casperi, Ecco, per esempio, chi è il parco naturale della Valgranda? Valgranda. Valgranda. Andiamo al parco, no? Lì si ricordi che sono venuti. Ma gli manca il tos, Ecco. quello è bello perché la che è una specie a trota, la chiama al mezzio, la chiamava la grisa. E la Gheduma chi? E la Gheduma in quel film chi? Sì, Ah, dunque l'endemica è di chi? le proprio da chi. Questa è una fabbrica che era all'inizio del 1913. Nel 1913. Eh. Com'è che si dice 1913? 1913. Con la massa. Con la mazza, prima veniva per l'auto sotto girava in sci e facevano il bocce. La prima teleferica che hanno fatto, no? Sì. Era tutta faccia in sci, era diversa, no? Questi qui più severi. Questa qua era la prima che hanno fatto, era più saveggia. Dopo un po' le diventava insufficiente, no? Perché hanno bisogno più di materiale. Sì. Allora abbiamo tirato via, smantellato tutta questa e hanno fatto quella più grossa. Era mica franca se. La mia franca basta e allora hanno dovuto smantellare questa e fa la pena più sicura la teleferica
e fa di teleferic più se piccolo che arriva in su al CAF, da giù là non tale che si fermava quella là, no? Capisci? E chi fa festa con un bel martino dell'interno. Non c'è fa dire. Guarda qua, ecco quel teleferic più se piccolo in questi qua. Quale gente che hanno lavorato? Tutta la gente che hanno lavorato. E tu a che sei chi de bel? Canöbi, Canöbi è che lei provincia del due? Verbania, Verbania. Dunque lei sul Lago Maggiore. sul Lago Maggiore, sì. Ecco, che domandi? Attacca alla Svizzera, Attacca alla Svizzera. Sei proprio sul confine, Sul confine. da qui a un quei chilometri sei proprio in Svizzera. 5 km. Quindi domandare al suo mestiere, cos'è che fa? Mi facevo il commerciante, che aveva una bottega di abbigliamento, calzoni, mai guidato. Ecco, chi paese? Chi me proprio lì dove si entrava prima, perché una volta vendevo tutto, materazzi, lana, vestiti, macchine così, tutto. Dopo siamo un po' specializzati. In cos'è? Sempre nell'abbigliamento, ma non tengo più, ad esempio, i stoff, la lana, i materazzi. Chi ero lì? Così. li Mi avevi? abbandonato. Ho capito. E il suo nonno cosa faceva? Di bello? Dunque, il mio nonno da parte di mia madre faceva il contadino e l'altro nonno, diciamo un boschero, trattava la legna. Ecco, a lui che capita di sentire il suo padre, di lui, che parlava insieme a quel che veniva da fuori, dal suo negozio, quando lui era fiero. Sicuro. E che capita anche da sentire il suo padre che parlava insieme dal suo dialetto, a Viun de Milan, per esempio. Sì, io avevo più che tante famiglie milanesi, di origine di Canöbi che è a Milano, che viene fuori ad estate. Sì. Ecco, e lui quando era fiero, adesso è un altro discorso, ma quando lui era fiero, che capitava di sentire i milanesi che parlavano in milanese chi a Canöbi. Sì. Anche magari quei più se anzianotti, quei più se vecchi, quando lui era giù. Certo. E intra quei dal paese di chi e quei di Milano, com'è che parlavano intra di loro? In dialetto. In dialetto perché il nostro dialetto è quasi milanese. Quindi- Ecco, chi cos'è che è de buon da mangiare? Ma qui poca roba, la nostra specialità è un po' il Luganic, anche che sarebbe di salami Ecco, magari la forma anche proprio della Luganica de Purcell, sì, come un salami, però che dentro di una carne doma de- carne de manzo. La Luganica famosa è quella del 7 gennaio, che è il miracolo, dove è l'usanza di mangiare la minestra con i fasò e la Luganica con i crauti. Le mie è una parola di chi forse è tedesco. Sì, e che è un quel che gli fa con la versa o con tal vers, come che dici? Sì, con i versi. I crauti, le verse. E Sì. vieni lavorare un po', una versa forse particolare, la vieni un po' lavorata sotto asetto, insomma. Che domandimi una roba, si mangiano di peschi? Perché siamo sul lac, a che di Sì. pes del lac? O una volta si mangiava magari più se da pes? Allora, sì, ma si mangia a morire. Comunque più che per sperse. Iagon, ma poca roba perché mi è tan buono, poi adesso è inquinato. E i lavarei, che una volta chiamavamo i corregon, adesso non si capisce più bene se è il corregon, lavarei. Ecco, ma pare che sul lac da Comli, in giro in Brianza, so che è un bel risotto con su al pespersi. Si fa anche qui una roba del genere. Di abitudini noi, invece che non si facevano. I pespersi che mangiavamo impanato con insalate e tomati. Ecco, Piatto vero. impanata o con la farina? No, noi lo facevamo col pan, proprio l'impanatura. E cot Fritto, E con l'olio. con l'olio? O col butero. Ecco. Dipende, una volta si usava tanto il butero. Però la sua mamma e la sua nonna come che gli faceva? Ah, col butero. Che domandi se lui l'ha capito, scos di quel che io dico. Sì. Senza paura, senza difficoltà. Ecco, che sta no, una parola che la mica capì. No. Un quel tocco di fa